Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi farò risorgere Maria Stuarda. No, niente, non mi scantate. Fare miracoli non è il mio mestiere, io cuoco sono. E in quanto tale sto parlando di un antichissimo dolce palermitano che, ahimè, si è estinto. Curiosi? E allora? Ha un inno in cucina. Rieccomi qua, non vi preoccupate, lo chef non ha perso il senno. Era ovviamente ironico, veramente non spetta a me fare di questi miracoli, c'è qualcuno molto ma molto più in alto di me che è in grado di farli. Io mi limito soltanto a riportare in vita un vecchio dolce, come dicevo, della tradizione palermitana che ormai è praticamente estinto da almeno una ventina d'anni, non si trova più da nessuna parte, infatti le nuove generazioni proprio non lo conoscono. Si tratta di questo dolce che viene appunto denominato Maria Stuarda. Il nome di questo dolce ovviamente trae origini antichissime e ci sono tantissime storie legate al perché di questo nome. Una un po' più triste, che è quella appunto che ricorda, perché poi alla fine si tratta di una crostatina, quindi le striscette che vengono messe sopra ricordano un po' le sbarre di una prigione, e sapete benissimo che Maria Stuarda ha passato parecchi anni della sua vita in prigione, dietro appunto le sbarre. Un'altra storia invece molto, molto più romantica e molto più allegra narra che praticamente il pasticcere si ispirò a un vecchio cammeo reale, dando una forma ovale a questa crostatina, riempendola con della marmellata di cedri, quindi verde smeraldo, definendo poi il tutto con una ciliegina rossa rubino, e quindi emulando un cammeo reale lo chiamò Maria Stuarda in quanto regina. Allora, fatta questo piccolo racconto che un po' da brividi è, andiamo all'esecuzione di questa meravigliosa crostatina tutta palermitana, purtroppo estinta, ma noi la facciamo ritornare in vita. Il video della marmellata di cedi ovviamente l'ho già fatto ed è il video precedente, troverete il link nella descrizione di quest'altro video. Quindi se vi volete cimentare anche in quella fantastica marmellata, andate in descrizione, cliccate sul link e vi riporterà nel video dove eseguirò la marmellata di cedri. Allora, andiamo a noi. La prima fase è quella di fare una classica frolla. Io sto parlando della frolla siciliana, quindi è una frolla differente rispetto alle altre, perché anziché il burro uso lo strutto, ci sono una serie di ingredienti diversi. Vado ad inserire tutto in planetaria, anche di questo non vi preoccupate, nella descrizione troverete in maniera dettagliata tutti quanti gli ingredienti scritti, per cui non sto qui a darvi la grammatura, altrimenti ci perdiamo, e cominciamo inserendo prima la farina, poi lo strutto, zucchero, ovviamente già io ho pesato tutto, marmellata di albicocca, chiudo a un uovo, posso metterlo tranquillamente anche adesso, e a velocità 1 comincio ad impastare. Il latte, che è la parte liquida, la inserirò dopo. Adesso posso inserire il latte pian pianino. Ok, la nostra frolla è pronta e adesso la tiriamo fuori dal cestello, spolveriamo con un po' di farina un piano da lavoro, faccio un po' di spazio, come posso muovere, ecco. E cominciamo a lavorarla delicatamente. Una volta che abbiamo lavorato la frolla, ne facciamo una pagnotta, ma anche ovale, non ha importanza. Anzi, diamo una forma ovale che poi è più semplice da porzionare. Ed eccolo qua. Bello salsicciottino. Non ci resta altro che pellicolarlo, metterlo in frigorifero un'oretta e mezza, e poi possiamo cominciare a dare la forma e a cuocere le Marie Stuarda. Tra un'oretta e mezza aracio, un'oretta e mezza è per me. Per voi soltanto, come dico sempre, pochi secondi. Quindi un binnite, se no avrete sulla coscienza Maria Stuarda. Ci vediamo tra un po'. Ok, adesso possiamo eseguire a Maria Stuarda. Andiamola a farla resuscitare. Marmellatine ovviamente già belle che pronte, sono passati appunto 2 giorni.
e hanno acquisito un sapore meraviglioso che mangiata subito è molto molto impegnativo, un sapore forte, tendente all'amaro, che è una caratteristica poi alla fine del cedro, no? Riposando un paio di giorni, quest'amaro tende ad andare via. Quindi, secondo me, è proprio perfetta così. Ma se qualcuno dovesse risultare un po' amara per i propri gusti, nulla toglie il fatto di, quando fate cuocere i limoni, scusatemi, i cedri per 20 minuti, li fate raffreddare, rimettete su un'altra pentola di acqua pulita, quindi buttate quella vecchia, rimettete acqua fredda pulita, reinserite dentro i cedri che avete fatto raffreddare e fatela bollire per altri 20 minuti, non più di 2 volte, se no diventa asfalto, giusto? Questo favorirà un'ulteriore fuoriuscita dell'amaro del cedro. Allora, prendiamo la pasta frolla che si è ben riposata, infariniamo il banco da lavoro in questo modo. Poi ne tagliamo un pezzettino, facciamo un po' con le mani e poi con l'aiuto di un mattarello stendiamola per bene. Nel frattempo che stendo questa pasta frolla, volevo darvi qualche altra nozione. Questo dolce va fatto con 2 tipi di marmellata. Questa qua che vi ho presentato io oggi, che forse è anche la più tradizionale, che è questa appunto di cedro. Trovate la video ricetta della marmellata di cedro giù, il link lo trovate in descrizione. Oppure c'è una variante molto interessante e altrettanto buona, che è quella fatta con la marmellata di cucuzza di zucca. Voi in Italia non la conoscete come cucuzza, ma la conoscete come zucchina serpente, quella lunga verde tutta inturciuniata, per capirci. Anche con quella si può fare una marmellata e praticamente dal punto di vista estetico è uguale, perché anch'essa risulterà un bel verde brillante, ma il sapore ovviamente è meno impegnativo, è più tendente al dolce. Quindi potete tranquillamente scegliere di farla o l'una o l'altra. Allora, fatta questa sfoglia, imburriamo degli stampi. Io ho trovato questi che non sono proprio esattamente quelli della Maria Stuarda, perché come dicevo è un dolce estinto, veramente questi stampini sono difficilmente reperibili, però sono degli stampini per crostatine ovali. Quelli della Maria Stuarda non hanno la zigrinatura, sono retti, ma vabbè, alla fine ne fottiamo, sempre bello è, sempre buono viene, perché il concetto è quello che dobbiamo riprodurre un cameo. Allora, imburriamo tutti gli stampini, nulla toglie che potete farli anche negli stampini rotondi, non è amore nudo, tanto già Maria Stuarda è da morire. Un po' di farina, distribuite la farina in ogni sua parte, un pochino e va via. Adesso, spolverata di mani e cominciamo a fare le nostre piccole crostatine. Con questa qua ci faccio le strisce. Ok. Teniamola. Mettiamo su uno stampino, adagiamo la sfoglia e facciamo aderire per bene. Ok. E poi con lo stesso mattarello è la prima. Perfetto. E andiamo con la seconda. Con una forchetta andiamo a bucherellare tutta la pasta frolla all'interno dello stampo. Questo eviterà che in cottura gonfi. Fatta questa operazione, dobbiamo mettere al suo interno adesso un po' della marmellata e poi le striscioline. Ne basteranno 2. Ecco fatto. Ed ecco qua. In forno 180-200 gradi, un quarto d'ora, 20 minuti, ventilato. Poi comunque andate controllando un attimino la colorazione della pasta frolla e le cacciate fuori. Fate così con tutto il resto. Ed eccole qua, guardate che sono belline belline. Ma ancora finite. Ancora non abbiamo finito, dobbiamo soltanto dare adesso quel tocco in più. Le andiamo a lucidare con un po' di gelatina e poi una ciliegina sopra, vi faccio vedere il risultato finale.
Finiamo il tutto con delle ciliegine candite e voilà, ed eccola qua. La nostra Maria Stuart, se obiettivamente non evoca un cameo reale. Verde, smeraldo, rosso, rubino, in onore della regina Maria Stuart. E per quelli che sono un po' più cupi, queste due striscioline invece fanno pensare loro alla prigionia che subì Maria Stuart. Io, siccome sono un inguaribile romantico ed ottimista, preferisco la prima versione. Indubbiamente, qualsiasi sia la versione veritiera, è comunque e resta un dolce fantastico. Beh, dama!